45 milioni a rischio nel settore agricolo al mondo artigiano che chiede contributi a fondo perduto. La Marca, provincia più colpita dai dazi USA nel giorno del crollo delle borse. Il commento del premio Nobel per l'economia Krugman, pazzia degli americani. Regionali da Padova, il leader di Azione rilancia l'asse dei moderati e si rivolge alla Liga Veneta, e questo nelle ore in cui si registra un nuovo caso Zaia che domenica sarà al Vinitale e non a Firenze per l'incoronazione di Salvini a segretario. Proroga del voto alla primavera del 2026, a chiederla a sorpresa è anche Andrea Crisanti, senatore del Partito Democratico, lo ha fatto ieri sera al Ring. Minacce col coltello e poi botte all'ex fidanzatina e alla mamma di lei, 19enne tunisino arrestato dalla polizia a Padova. Mentre gioca con gli amichetti in centro a Vicenza, bimbo di 9 anni raccoglie l'ago di una siringa usata dai tossicodipendenti e si punge. Esame in ospedale per il piccolo e la rabbia dei genitori. Le immagini di giovani uomini e donne sul tavolo di un istituto di medicina legale prima dell'autopsia sono queste, quelle mostrate agli studenti del triennio dell'istituto Don Bosco di Padova in una lezione contro la droga. Artista intellettuale e politico, il riconoscimento più importante di Padova è stato consegnato a Elio Armano ai musei eremitani. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito in primo piano, il comparto agroalimentare veneto a rischio per i dazi, a patirne gli effetti soprattutto i vini della Marca. Sui dazi è intervenuto anche il premio Nobel americano per l'economia Paul Krugman, che era a Padova per un convegno. Le colline del Prosecco, con il loro vino stimato in tutto il mondo, sono le vittime principali dei dazi voluti da Donald Trump. È la provincia di Treviso, con 355 milioni di euro, costituiti soprattutto dalla produzione vinicola, la provincia veneta più esposta alle misure economiche del presidente americano, secondo i dati elaborati dalla CIA Agricoltori Italiani. L'agroalimentare della Marca rappresenta il 19% del totale dell'export verso gli Stati Uniti ed è il più alto in termini assoluti tra le province del Veneto. Dopo Treviso è la provincia di Verona, spinta anche lei dalla produzione vitivinicola, a perdere. Seguono Venezia e Padova. Dazi che stanno facendo tremare le categorie economiche che perfino il premio Nobel americano per l'economia Paul Krugman ha definito crazy, pazzi. Penso che sia un folle, che il nostro presidente sia folle. L'America ha impiegato 90 anni per costruire un sistema di rapporti commerciali internazionali e Trump ha gettato tutto all'aria. Krugman, a Padova per un convegno organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Architetti, non ha usato mezze parole per definire anche le conseguenze dei dazi. È una politica impopolare, ma noi abbiamo un sistema presidenziale e il comandante in campo ha una libertà quasi illimitata nell'imporre i dazi, quindi se Trump ammettesse l'errore, cosa che lui non fa di solito, questa cosa non cambierà presto. Così ha concluso Krugman, lasciando poche speranze su un possibile cambio di rotta del presidente. Crolla la borsa di Milano, l'economia trevigiana in apprensione, dagli artigiani appello al governo per una iniezione di liquidità nell'immediato. Attenzione alla Cina, dicono invece gli industriali, l'export trevigiano verso gli USA in un anno era cresciuto di quasi 65 milioni di euro. Noi chiediamo in questo momento di aiutare le imprese e non abbandonarle a se stesse, quindi se c'è la necessità di iniezione di liquidità per sostenere le imprese sane, quelle che sono presenti sul mercato e che hanno momenti di difficoltà, questo noi quello che chiediamo al governo. Per una situazione emergenziale servono misure straordinarie. Nel giorno in cui crolla Piazza Affari, un tonfo così non si vedeva dall'11 settembre, l'economia trevigiana lancia un appello forte alla politica e parla espressamente di contributi diretti, anche a fondo perduto. Dopo le mosse di Washington sui dazi, non è il momento dell'austerity. Anche la Germania negli ultimi tempi sta generando deficit senza preoccuparsi molto del mercato comune europeo. Questa è un'emergenza molto grave. Treviso è la seconda provincia veneta per export verso gli USA. Nel 2024 il record con 1 miliardo e 343 milioni di euro, circa 65 milioni in più rispetto all'anno precedente. E non è solo il fattore Prosecco, anzi se si guarda all'agroalimentare. Ma anche altri prodotti alimentari.
anche la pasta per quanto ci riguarda è un prodotto importante per noi. Alla voce degli artigiani si alterna quella degli industriali, con Paola Carron che dice chiaramente come il sistema paese non possa permettersi uno scontro commerciale, legno, arredo, moda, calzature i comparti più esposti, ma nei giorni in cui si guarda la Casa Bianca da Confindustria Veneto Est l'invito a non dimenticarsi della Cina che di queste tensioni potrebbe approfittare ulteriormente per rafforzarsi. Liberare investimenti e snellire la burocrazia, fa intendere Carron, è la prima mossa per non soccombere nel breve e medio periodo. La politica e le regionali. Da Padova Carlo Calenda lancia l'asse dei moderati e si rivolge alla Liga Veneta, e questo nelle ore in cui si registra un nuovo caso Zaia. Il governatore non sarà infatti domenica a Firenze per l'incoronazione di Salvini a segretario, ma al Vinitaly. Nessun caso. Taglia corto Mario Conte. La Lega in Veneto è un po' la tradizione del Veneto bianco, quindi credo che tutti insieme dobbiamo cercare di fare un'operazione politica. Ecco, io auspico che Zaia faccia questo passo avanti, che non è un passo indietro, a lavorare alla costruzione di una grande operazione politica di responsabili volenterosi che affrontino quello che sta arrivando, che purtroppo è molto pesante, in modo intelligente, moderato ma intelligente. Non c'è ambiguità nelle parole del leader di Azione Carlo Calenda, che a Padova per la direzione nazionale del partito lancia di fatto l'asse dei moderati e guarda la Lega Liga Veneta. Calenda ricorda che Azione già governa alcuni comuni veneti con i leghisti, poi fa un nome su tutti, quello di Mario Conte, quasi una sorta di investitura in vista delle prossime regionali. Noi abbiamo un buon rapporto anche a Treviso, dove non governiamo con il sindaco, ma con cui abbiamo un buon rapporto, una persona, ripeto, moderata, onesta, è molto diversa la Lega qui da quella di Salvini che urla, coi treni che si fermano, dice una cosa un giorno, dice che i dazi vanno bene. Cioè sono proprio cose che secondo me viste da fuori sembrano incompatibili. Ci sarebbero quindi due leghe e Calenda parla quella autenticamente veneta, e questo nelle ore che precedono il congresso federale di Firenze, con Luca Zaia che non sarà presente alla giornata clou di domenica, quando il leader Salvini sarà incoronato salvo colpi di scena nuovamente segretario, con la variabile Vannacci dato per vice. Zaia sarà infatti al Vinitaly, smorza in retroscena, ma già farlo è una sorta di indizio, lo stesso Mario Conte. E ben fa se sacrifica un momento di confronto interno per stare con coloro che in questo momento cercano dei punti di riferimento credibili, quale è il presidente Zaia. Però siccome sabato mi risulta che sarà presente al congresso, io credo che non ci sia nessun caso Zaia, noi saremo presenti e io in modo particolare sarò presente sabato e domenica a Firenze, ci ricompatteremo, ci confronteremo, se sarà da chiarire alcuni punti li chiariremo, però l'importante è che poi da lunedì mattina si parte con energia nuova e con voglia nuova di servire la comunità interpretando al meglio quelle che sono le sue esigenze. Proroga del voto alla primavera del 2026, a chieder la sorpresa è anche Andrea Crisanti, senatore del Partito Democratico, lo ha fatto ieri sera a Ring. È forse tardi per organizzare un'alternativa di centrosinistra come la vedrei io, come la programmerei io, che è una cosa diversa. E quindi si auspica che si spostino le elezioni al 2026 o cosa? Ma guardi, io penso che se si spostano le elezioni al 2026 questo darebbe più tempo alla coalizione di centrosinistra per definire un candidato e dare al candidato l'opportunità di fare esattamente quello che ho detto. Qui c'è da visitare centinaia di posti. Serve tempo, più tempo, per programmare elezioni che siano almeno contendibili. Ospite di Ferdinando Avarino a Ring, Andrea Crisanti va ancora una volta controcorrente rispetto alla linea del Partito Democratico, che più volte in queste settimane ha bocciato l'idea di una proroga del voto regionale dall'autunno di quest'anno alla primavera del 2026, ipotesi messa sul tavolo dallo stesso Luca Zaia e di fatto supportata dal ministro all'interno Piantedosi in una recente visita proprio a Palazzo Balbi, dimostrazione pratica di eterogenesi dei fini applicata all'ambito politico. Mancano 3 mesi a giugno. Ancora stiamo tutti in attesa della sentenza per De Luca, ci sta poi a luglio e agosto, non si combina niente, ma lei pensa che settembre-ottobre è un tempo sufficiente per fare questa azione? Io penso di no. Cioè, a me le elezioni mi piace vincerle. Già vincerle, perché Crisanti torna a dichiararsi disponibile per guidare un'eventuale coalizione di centrosinistra che punti su sanità pubblica, lotta al consumo di suolo, politiche sociali, e questo mentre il tempo scorre. Penso che per vincere c'è bisogno di più tempo, perché stiamo in salita.
Allora, se poi vogliamo fare una campagna di limitazione danni, questo è un altro discorso. Ma se si può vincere, a mio avviso, se le elezioni vengono rimandate è meglio. Siamo alla cronaca, perseguitava da mesi la fidanzata quindicenne arrivando a picchiare lei e la mamma. La polizia di Padova ha arrestato un 19enne tunisino. Picchiato e minacciato in un bar dove con la mamma aggredita a sua volta aveva provato a mettere la parola fine su una storia tossica. Ha solo 15 anni, la mamma 35, la ragazza padovana che da mesi era perseguitata e molestata dall'ex, un 19enne tunisino, in Italia senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno, con precedenti per spaccio e responsabile anche di un'aggressione con un coltello a un connazionale. Da mesi il 19enne teneva in scacco la ragazza con minacce, telefonate quotidiane, messaggi continui, giorno e notte che lasciavano poco all'immaginazione. Se mi lasci, fai una brutta fine. Lunedì scorso, in un bar di Mortise, lei con la mamma gli aveva spiegato che voleva lasciarlo. La reazione del 19enne era stata immediata, prima una tirata di capelli, poi un pugno alla quindicenne, schiaffi e pugni al volto anche alla mamma intervenuta per difenderla. Le donne erano scappate a casa del padre della quindicenne, qui il 19enne le aveva raggiunte arrampicandosi su una grondaia per fuggire solo all'arrivo della polizia. Portato in ospedale, la quindicenne i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico con 10 giorni di prognosi, 7 giorni di prognosi per la madre per botte e contusioni. Non domito, il giorno dopo il 19enne si era presentato a casa della nonna, da dove è partita una nuova chiamata al 113. Arrivati nei pressi, gli agenti della volante hanno rintracciato il giovane in flagranza di ferita con l'accusa di atti persecutori. L'arresto è stato convalidato. Per il 19enne il questore ha disposto il collocamento presso il centro per il rimpatrio di Milano in attesa dell'allontanamento definitivo dall'Italia. Mentre gioca con gli amichetti in centro a Vicenza, un bimbo di 9 anni raccoglie l'ago di una siringa usata dai tossicodipendenti e si punge. Esame in ospedale per il piccolo, la rabbia dei genitori. Il degrado della droga in pieno centro storico. L'incubo che molti genitori temevano per i propri figli dopo le tante segnalazioni che anche noi avevamo raccolto nelle scorse settimane si è materializzato in piazza San Lorenzo. Un bimbo di 9 anni, mentre giocava con i suoi amici a metà pomeriggio, si è punto con l'ago di una siringa abbandonata. Poi ci siamo messi a giocare appena finito il gelato, io mi sono allontanato un minuto, lì dietro alla chiesa, in mezzo ai buchi medievali, ho trovato questa spilla, ho visto questa puntina, diciamo, della siringa, l'ho tenuta in mano e poi mi sono punto sulla mano sinistra. Poi la mia amica ha trovato il laccio emostatico e l'ha fatto toccare agli altri amici. Poi siamo andati dalla polizia municipale che ci ha detto di andare tutti diretti all'ospedale per i controlli. Controlli di cui si attende l'esito, ma che dovranno essere ripetuti nei prossimi mesi sia per il ragazzino che per 2 suoi amici. La siringa, che sarebbe stata preziosa per le indagini, è sparita perché subito raccolta e gettata nell'immondizia da alcuni passanti. L'angoscia e la rabbia dei genitori che non intendono assistere più inermi a episodi pericolosi come questo. Un momento di angoscia, ancora tuttora lo è, perché ancora non ho i risultati dall'ospedale, non so, sicuramente andrà tutto bene, lo spero, però questa situazione non doveva accadere. Noi oggi stiamo qui e ci stiamo muovendo con anche tutte le altre scuole per raccogliere le firme e per protestare. Questo è un episodio, è il terzo episodio che capita in poco tempo, è capitato a mio figlio, poteva capitare a qualsiasi altro bambino. Questo è il salotto di Vicenza, non possiamo permettere di abbandonare questi spazi agli sbandati, questi sono spazi nostri e dobbiamo difenderli, quindi valuteremo un'interlocuzione con l'amministrazione comunale perché dobbiamo riprenderci i nostri spazi. Molti dei nostri associati stamattina hanno fatto e avanzato delle richieste da fare all'amministrazione e chiedono appunto di rafforzare la pulizia e il controllo delle aree pubbliche, incrementare le iniziative soprattutto di prevenzione anche nelle scuole. Andiamo nel veneziano, torniamo sul caso del bimbo che ha ingoiato graffette metalliche mangiando un panino al cioccolato acquistato in un supermercato di Spinea. La mamma preoccupata perché ora il figlio ha paura di ingerire il cibo. Stamattina non ho voluto neanche mangiare.
perché dice che dentro alle cose può trovare delle graffette, cioè adesso a questo io cerco di calmarlo eccetera, però questo e anche gli altri bambini, sono bambini grandi ma ancora molto piccoli, quindi capiscono tutto quello che accade ma non riescono a ragionarci, quindi ripeto, io non so, adesso a pranzo oggi è andato all'asilo, ma stamattina non ha toccato cibo. Tanta è la paura di trovarsi nuovamente con delle graffette metalliche nella pancia solo per aver mangiato un semplice panino al cioccolato con gli amichetti per merenda. Vedere il proprio figlio di 5 anni così spaventato fa arrabbiare ancora di più la mamma, che ha voluto denunciare pubblicamente, oltre che ai NAS, quello che è accaduto dopo aver acquistato i panini in un supermercato di Spinea. Li aveva serviti al figlio e agli amichetti per merenda e solo dopo cena, quando anche lei ne ha mangiato un pezzetto, l'angosciante scoperta. Poi la corsa all'ospedale per i controlli del caso, che fortunatamente non hanno rivelato lesioni, forse anche perché il piccolo era riuscito ad espellere il corpo estraneo attraverso le feci. Ma la donna non ha intenzione di lasciar perdere. È stata mandata una lettera di diffida sia al supermercato che al supermercato e dal nostro avvocato, perché adesso ci stiamo appoggiando a uno studio legale. Chi ha sbagliato deve pagare, non è il risarcimento in sé, ma è proprio una questione di principio, perché nessuna delle famiglie coinvolte vuole attaccarsi al denaro per una questione così delicata. Nel frattempo il supermercato ha precauzionalmente ritirato il lotto di panini incriminato nei vari punti vendita e ha contattato la mamma. Il supermercato mi ha chiamato invitandomi urgentemente a portare i panini con le graffette in sede, perché le avrebbero dovute analizzare. Io non l'ho fatto, gli ho detto di sì, ma poi non l'ho fatto, e questa mattina i NAS, a cui ho riportato questa richiesta, mi hanno detto che assolutamente non si dovevano permettere di chiedere una cosa del genere. I NAS, dopo essere stati nel supermercato, hanno ritirato alcuni prodotti del lotto incriminato per analizzarli. Si tratta di panini che arrivano nei punti vendita surgelati all'origine dal panificio industriale di produzione che si trova in provincia di Forlì. Una volta giunti a destinazione vengono scongelati solamente la mattina presto dall'addetto al settore del pane, che li confeziona e poi etichetta, senza però utilizzare graffette. In questo caso non sono state riscontrate anomalie. Il problema dunque sarebbe all'origine, motivo per cui verranno effettuati i dovuti controlli anche nel panificio di produzione e una volta ottenuti gli esiti delle analisi, ci vorrà circa una settimana, si valuterà ogni responsabilità. Sagome stilizzate di giovani uomini e donne sul tavolo di un istituto di medicina legale prima dell'autopsia sono quelle mostrate agli studenti del triennio dell'Istituto Don Bosco di Padova in una lezione contro la droga, un caso che farà discutere. Nella società dell'immagine è attraverso queste immagini forti, pubblicate dal Gazzettino, che Giovanni Cecchetto, direttore dell'unità di medicina legale e scienze forensi dell'Università di Pavia, ha scelto di parlare agli studenti del triennio dell'Istituto Don Bosco di Padova. Nell'immagine ovviamente non si vede nulla perché sono identificati come A, B, C, D, ma questi 4 ragazzi hanno in comune una cosa: una sera decidono di fare un'esperienza nuova. Purtroppo questi ragazzi, oltre ad avere questa esperienza, questa cosa in comune, hanno un'altra cosa in comune, purtroppo, che sono io, perché sono la persona che ha eseguito la loro autopsia. Un incontro articolato in cui Giovanni Cecchetto con Guido Viele e Cristina Cecchetto hanno affrontato il tema delle dipendenze a 360 gradi, quali sono gli effetti delle droghe ma anche dell'alcol, cosa accade agli organi umani, il significato di dipendenza e come si può entrarne ma anche uscirne. Immagini che colpiscono molti ragazzi di terza, quarta e quinta superiore a cui è rivolto il percorso. Tutto questo li colpisce e li colpisce molto, con un messaggio che però purtroppo è un messaggio che loro devono sapere, e il messaggio è questo: la verità è che purtroppo la droga è come avere una pistola in una roulette russa. Quando sparate voi non sapete mai se c'è il proiettile oppure no, ma quando sparate, se c'è il proiettile, quella è la prima e potrebbe essere anche l'ultima volta che fate uso della sostanza. Nessuno shock per i ragazzi, spiegato Cecchetto, molte le domande anche su un tema come quello del doping, tanti gli studenti che hanno chiesto agli esperti di restare in contatto. Rimaniamo a Padova, il riconoscimento più importante della città è stato consegnato all'artista Elio Armano ieri ai Musei Eremitani. Devo dire davanti all'autorità
che compiere 80 anni non è un merito. Il problema è come si arriva, c'entra molto la fortuna, ma anche la capacità di far sì che le proprie esperienze non siano solo un fatto privato, ma possano essere messe al servizio di più persone, della comunità. Questa è la lezione della senescenza, della vecchiaia. Dopodiché sulle cose che ho fatto io non parlo oggi, dirò solo grazie. Elio Armano compie oggi 80 anni. L'artista politico e intellettuale padovano è stato premiato con il sigillo della città di Padova dal sindaco Sergio Giordani, protagonista anche di una divertente intervista a due. Io ho detto solo che tu hai dato tanto sia a livello comunità padovana, Cadoneghe, regione, provincia, come figura politica. Sei un artista, anche adesso con le mie sei un artista sotto tutti gli aspetti, per cui Padova ti deve moltissimo sotto tutti gli aspetti, per cui è un onore far sì che il minimo che può fare Padova è riconoscere il sigillo della città. Il riconoscimento è stato conferito insieme all'assessore alla cultura Andrea Colasio nella sala del Romanino ai Musei Eremitani, dove è in corso anche la mostra terrestre che raccoglie alcune delle opere più significative di Armano. Una mostra che lo racconta, è una sorta di antologica, c'è addirittura una sua opera del 1964, L'uomo macchina, che io trovo veramente intelligente perché anticipa Marcuse in un certo qual modo. Armano ha da sempre accompagnato la sua arte all'impegno politico e alla riflessione sulla società moderna, come riassume in una delle sue opere più iconiche, L'uomo macchina, realizzata negli anni 60, dove già indagava sul rapporto dell'uomo con la tecnologia. Sono ancora qua, non è una cosa da poco, e ho ancora voglia di fare qualcosa. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.